Sono state le denunce di imprenditori ma anche pensionati a far scattare le indagini dei carabinieri tuttora in corso, coordinate dalla Procura di Treviso. Indagini che si sono concentrate su un ex funzionario di una filiale trevigiana di Veneto Banca. Secondo gli inquirenti l'uomo già negli anni 90 avrebbe promesso investimenti vantaggiosi, ma in realtà i soldi sarebbero finiti in conti intestati allo stesso bancario, complessivamente quasi 4 milioni di euro. Per non destare sospetti ai clienti sarebbero stati presentati gli estratti conto con la carta intestata della banca. Per soddisfare le richieste di qualche vecchio cliente di rientrare dell'investimento, l'ex funzionario avrebbe utilizzato i soldi dei nuovi. Nel 2017, quando scoppia il caso delle popolari, l'uomo avrebbe continuato la sua attività presentando i documenti, stavolta però con la carta intestata di Banca Intesa. Sono poi le richieste sempre più insistenti di rientrare dal denaro investito e i tentennamenti dell'ex bancario ad insospettire un cliente che si rivolge ai carabinieri. Al momento una decina le denunce presentate, ma secondo gli inquirenti potrebbero essere di più.